Ecco perché io lo sto facendo. Io, come potete vedere, mi occupo di abiti tradizionali, però in questo momento di difficoltà ho voluto dare il mio contributo, il mio sapere, il mio tempo, appunto a fare delle mascherine che potrebbero essere utili a tantissime persone che in questo momento non possono averle. Nessuna fabbrica, come sta accadendo in altre zone d'Italia, da riconvertire. Il grande polo tessile del Nuorese è cenere da tanti anni. Le professionalità non mancherebbero, ma le macchine non ci sono più, vendute. Anche nel Nuorese mascherine protettive introvabili, così a realizzarle, per sopperire in qualche modo all'emergenza, ci sono, niente carta da forno o cotone, ma un tessuto adatto, diverse volontarie. Sia io per passare il tempo, perché comunque le ore vanno passate, sia comunque per sentirmi essenzialmente utile per la mia comunità in quello che posso. In questo momento di difficoltà abbiamo bisogno di abbracci e di un contributo da parte di tutti, quindi questo è quello che posso fare io. Ogni mascherina è una persona che viene tutelata e volevo contribuire anche io. È un modo come un altro per abbracciare tutte le persone.